benvenuti qui dal Vito Di Marco di Cammarata, benvenuti ai piedi della montagna per Camarat contro Cus Palermo. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, una gara dal doppio volto, da una parte il Camarat che viene un periodo fantastico, 3 vittorie contro 3 big del nostro campionato, 2 pareggi a Faena Corredo in questo periodo d'oro per la squadra di mister Cammarata. I bianchi e azzurri che si schierano con in porta Dolenti, poi Baio, Osario, Mirabelle e Cacciolo in difesa. Centrocampo con le destre di Romana che vanno da mediani a Osvaldo, Guadalupo, Guerrero e Pissi davanti. Per quanto riguarda il Cus invece, in porta Cimmino, poi Moncada, Agnello, Consigliere e Palmeri in difesa. Russo, Mutolo, Traoré e Araimo a centrocampo, alle spalle del tuo offensivo, Visconti e Colombo. Tutto pronto per cominciare il direttore di gara di oggi, il signor Giuseppe Martino Franza della sezione di Ragusa, assistenti il signor Pablo Vasquez e il signor Andrea Alomina, rispettivamente delle sezioni di Siracusa ed Enna. Gara, primo possesso per il Camarat, si dà il via alle danze qui al Vito Di Marco, stadio pieno come sempre, come ormai indica la tradizione del Camarat, che ovviamente ha anche contribuito a questa importante cornice di pubblico con un periodo pieno di successi e di ottime prestazioni. Cus invece che non può dire la stessa cosa, 5 sconfitte consecutive nelle ultime 5 gare. Un periodo complicato, proverà mister Zappavini con una formazione composta praticamente solo da giovanissimi. Sarà complicato, ma ormai è un po' anche nel cuore, nella tradizione del Cus, andare oltre ogni ostacolo. Occhio qua Pierce, prova il mancino di azione, arriva poi subito Guerrero, nuovo acquisto del mercato invernale del Camarat, il portoghese, un velocista, uno che proviene dall'Atletica, lui che aveva iniziato proprio a giocare dopo aver comunque giocato in qualche competizione agonistica dal punto di vista proprio della corsa dell'Atletica, e invece adesso si trova qua a mostrare le sue doti al pubblico di Cammarata, che anche oggi è davvero in forma importante, in forma smagliante. Palla per Capitan Mirabelli, qualche assenza del Camarat, soprattutto Miano e Pane espulsi nell'ultima gara contro il 90-011, una gara terminata con il punteggio di 1-1. Il Camarat era andato in vantaggio, poteva anche aumentare la forbice rispetto ai padroni di casa, però poi il 90-011 ha reagito bene nella ripresa, trovando prima il gol del pareggio e poi andando anche vicino a quello che poteva essere il gol del 2-1. Occhio qua, Pierce, si fa vedere, Pierce è in aria, poi tocco forse con un braccio, ma era attaccato al corpo un giocatore in maglia nera. Ancora Mirabelli a girare, si fa vedere Baio, vabbè, buono per Pierce, ancora Pierce aspetta, c'è Osvaldo al limite, Osvaldo, il pallone passa, Guadalupo anticipato dall'ottima chiusura di Traoré. Però già abbiamo capito un po' l'entrata della gara, abbiamo capito che il Cus proverà a difendere con i denti, anche solamente il punticino che sarebbe oro per la classifica dei Cussini. Le squadre che sono viste già nel campionato di promozione, seppur fossero di gironi diversi la passata stagione, non si sono incrociate ai playoff, dove entrambe hanno avuto modo di partecipare. In questo momento è per il girato con Jacuba, che lo sradica il suo compagno. Jacuba voleva mandare in corsa qui il numero 9, ovvero Antonio Pischi,
Visconti, che è anche il miglior marcatore attualmente in rosa per il Cus, con 2 reti siglate. Questo campionato di eccellenza. Pierce appoggia Osvaldo, che in qualche modo mantiene il pallone, poi prova a correre Ferreira, anticipato il numero 11 Ferreira. Duarte è buono ancora per il Cus, che poi gira. Desma prova a mettere ordine, ancora l'argentino, il tacco qui di Guadalupe a favorire la corsa dall'altra parte del campo di Tracchiolo, confermato di a sinistra, mentre a destra c'è spazio per Baio, oggi con la fascia da capitano al braccio, al posto di Spinelli, che non è al meglio. Qua chiama la palla Pierce, non era male, ma è impreciso il passaggio che voleva dare Lautaro di Romana. La riprende il numero 1 del Cus, Francesco Cimmino, giovanissimo anche lui, classe 2007. Adesso anche Guadalupe che apre il campo, va dalle parti di Pierce, al limite. Pierce aspetta l'arrivo di Ledesma, ma è impreciso il passaggio di Nacho Pierce. Qua Baio va a ringhiare forte sull'avversario, ancora Ledesma prova a farsi vedere Pierce, ma viene anticipato, recupera subito palla il Camarat, che non ha intenzione di perdere tempo. Mirabelli torna dalle parti di Dolenti favoloso nel corso delle ultime partite. Adesso Traoré recupera la palla, occhio che può andare il numero 8, ancora Traoré, propone Visconti, ancora il numero 9 resiste, prova a mettere il mancino al centro, arriva Russo, ancora il numero 11 Russo, prepara il destro, Dolenti, primo brivido seppur abbastanza controllato per il Camarat ad opera del Cus. Lotta Osvaldo, il pallone buono per Guadalupe che può ripartire, chiama in causa Guerreiro, ancora il portoghese, vede al centro Pierce, in qualche modo ha messo lontano il pallone, la difesa del Cus. Ledesma scambia ancora, prova a ragionare il quartetto offensivo, presa Osvaldo, un break, Osvaldo è in aria, viene fermato però dall'ottima chiusura di Alessandro Palmeri. Calcio d'angolo per il Camarat, il primo della gara per la formazione di casa. Diverse maglie bianco-azzurre stanno lambendo l'area di rigore del Cus. Qua si è difeso bene, prima con l'intervento di Mutolo, poi con quello di Palmeri. Si attende solamente che questo pallone venga messo in mezzo. Arriva adesso lo stacco, carambola impazzita in area di rigore, esce in un modo o nell'altro Traoré in due tempi. Può ripartire adesso il Cus in velocità con la corsa del suo numero 11 Russo, largo a sinistra. Russo prova ad accentrarsi, ce la fa, taglia il campo Russo, poi non riesce però a trovare Visconti in velocità. Pallone ripreso adesso dal Camarat con Ledesma che appoggia a Di Romana, e poi di prima il passaggio qui di Osvaldo per Pierce che poi viene colpito, non c'è niente da segnalare. Pallone ancora buono per Moncada che sbaglia però, e allora può andare Ledesma. Moncada entra perfettamente in scivolata, intervento rischioso, e ancora a terra Pierce che si tocca il ginocchio, occhio perché tocca ad una parte della gamba sinistra Nacho Pierce. Si alza ora, adesso pallone per il Camarat, Cus che può sfruttare il jolly Russo che però ha stagionato più avanzato, quindi è più 4-3-3 quello di Cristian Zampaglia. Baio, Ledesma ancora per Baio, il numero 2 viene bloccato però un'altra volta la Moncada, oggi con la fascia al braccio. Assente 111
difesa per il Cus, quindi oggi il compito assegnato a ragazzi giovanissimi, ma ci arriveremo fra poco. Ledesma in aria, fermato Ledesma, c'è un fallo, calcio di punizione per il Cus, dicevamo, cosa composta da un classico 2007 che è il portiere Cicchino, Palmeri 2006, Moncalo 2005, Consigliere 2006, stiamo parlando di giocatori giovanissimi. Bellissimo il progetto del CUS, però ovviamente la classifica poi è il peggior arbitro per decretare questa situazione. Pierce, il velo di Pierce a favorire l'ingresso di Ferreira Guerrero. Si presenta così il 100metrista. E la sblocca proprio lui, Guerrero, Ferreira, Duarte! Ha segnato proprio lui, l'uomo più atteso, che scappa veloce come sulla pista di atletica e fa gol, è 1-0 per il Camarat, ha segnato il che è arrivato Ferreira, Guerrero, Duarte, 1-0. Cambia subito, quindi il parziale qui a Calani, Cammarata, adesso il tacco di Osvaldo, Ledesma va in aria dove c'è Pierce, vuole spadroneggiare il Camarat, ma c'è un fallo commesso da parte di un po' errato proprio di Ledesma, che ha fatto vedere bene in questo primo affratto di gara. Stavamo lodando la difesa del Cus più che altro per la loro giovane età. Diciamo che anche Guerrero Ferreira non è il giocatore più giovane che possiamo trovare, anzi giovanissimo. La sua storia l'abbiamo già raccontata più volte nel corso di questi primi 11 minuti ed è proprio lui a trovare il gol dell'1-0, il primo gol con la maglia del Camarat per il mio arrivato, e quindi ovviamente un ottimo biglietto da visita. Qua pallone che arriva al centro, la parte di Moncada, la fa sua Dolenti, va lontano il numero 1 a cercare Pierce, ancora Pierce fermato però dalla chiusura di Palmeri, ma c'è sempre Guadalupo, Ferreira un'altra volta fermato, Guerrero, non sappiamo come riesce a essere chiamato, se Guerrero, se Ferreira, Duarte. Ancora qua pallone che si ferma nel fango, intervento scrupoloso, per dire altro, di Mirabelli per cercare di non fare male al suo avversario ma di andare sul pallone. Palla per il Cus, Russo gioca il numero 11, può correre largo a sinistra, ancora Russo, guarda le soluzioni in aria, ce ne sono, però il sinistro è fuori misura, sarà rimessa al fondo per Dolenti. E già 1-0 qui al Vito Di Marco di Cammarata, ha segnato la formazione di casa con Guerrero, Ferreira, Duarte, che ha trovato il corridoio giusto per infilarsi e per battere in gol, trovando la prima gioia per la maglia bianco-azzurra in questa sua nuova avventura che ha avuto i suoi natali qualche settimana fa, e adesso arriva anche la prima realizzazione della maglia bianco-azzurra che
adesso vestita dai ragazzi del Camerata, oggi sta sorridendo già dopo 11 minuti, siamo al 14esimo, la palla sta girando in maniera sapiente e paziente dalle parti del centro del campo con Ledesma che ora prova la verticale, passaggio così, la riprende quindi il Cus ancora con Traoré dopo l'ottimo attacco qui di Alaimo. Non si sono intuiti qua invece Cracchiolo e Guadalupo, eroe 14 giorni fa Kevin Guadalupo nella gara contro il Marsala, che ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi del Camerata per una vittoria che magari può sembrare insperata per quelli che sono gli equilibri del campionato, ma per come sta giocando il Camerata in questi ultimi giorni non era assolutamente una cosa impossibile da prevedere, anzi una squadra messa benissimo in campo e che sta facendo vedere le sue qualità nel corso di un campionato tiratissimo, dove ogni punto, dove ogni errore può risultare fatale e ogni punto può risultare prezioso e vitale alla fine di un campionato. Come vi dicevo, siamo solamente alla 19esima giornata, completamente in dubbio ogni possibile verdetto. Qua c'è un fallo, siamo al 15esimo. Cercare Cracchiolo, Guadalupo può arrivare su questo pallone a vuoto la difesa del Cus, ma arriva Insigliere, poi occhio perché può correre qua la formazione cusina, c'è il Russo in profondità che sta per essere imbeccato da Colombo, messa con le mani per ragazzi maglia black, 5 sconfitte nelle ultime 5, però hanno trovato il gol contro Scianca finale con Visconti. Ma occhio, Traoré può andare al centro, Dolenti chiede un po' di calma, poi Dolenti fermato qui Guaio, messa con le mani per il Camerata, già battuta al capitano per Mirabelli che di solito veste la fascia. Dolenti, Baio di prima a cercare Guadalupo, non è male come idea, ancora Guadalupo, il tacco a cercare Pierce, che magia di Guadalupo e segna Pierce. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, spingimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. E la raddoppia il numero 9, Nacio! Esplode la dorsina bianco-azzurra, ha segnato anche Nacho Pierce, ancora in corso qua la musica per festeggiare il gol dell'argentino che arriva quindi a quota 7 reti in questo campionato di eccellenza. Qua c'è stato però un errore da parte della difesa del Cus, non ho visto bene chi, forse Mutolo, fatto sta che quel pallone non dovrebbe passare. Guadalupo ci ha messo anche il suo, perché da lì il 90% degli attaccanti, delle persone in generale, vede la porta. Lui col tacco serve Pierce al centro che non può sbagliare. Che magia da parte del 20, e Pierce lì ha dimostrato di essere un attaccante di area di rigore, uno che queste azioni non le sbaglia mai. Trova quindi il gol numero 7 del suo campionato, si avvicina ai migliori di questa categoria, visto che attualmente
la livella è messa a 9 come miglior cannoniere, come capocannoniere del campionato, e quindi chi lo sa, magari oggi Pierce potrebbe pericolosamente avvicinarsi. Fatto sta che già il Camarat davanti di 2, la rete di Nacho Pierce che sta decidendo ancora di più questo pomeriggio. Qua Baio incespica sul pallone, la riprende Russo che poi viene anche sbilanciato dal rientrante Ledesma. Cambia bene il kurs, occhio qui nella Laimon, si accentra, ancora il 7, si perde poi questo pallone, può giocare Nacho Pierce che prova a mettere sui panni dell'architetto per andare dalle parti di Guerrero, pallone che viene bloccato e c'è ancora quindi il controllo di Colombo con un braccio, anche esecuta il numero 10, calcio di punizione, batte Guadalupo, ancora a sinistra Guadalupo a cercare la corsa di Cacchiolo, la giocata qui ancora a favorire il pallone che viene però ripreso dal Cus, ultimo tocco del giocatore Cristino, sarà calcio d'angolo per il Camarat. Forte al centro, spunta Baio che però commette fallo nel tentativo di districarsi tra una serie di maglie nere, calcio di punizione per il Cus che respira. Aspetta Mirabelli, poi il tacco di Pierce per andare da Osvaldo, veloce Osvaldo, era buona l'idea per Guerrero, poi alla fine riprende palla Baio che potrebbe anche appoggiarsi dietro alle parti di Dolenti, lo fa, e quindi palla per il portiere ex Trapani, l'una presenza anche in Serie B, era ormai la fine della stagione 2013-2014 con la maglia del Trapani, una carriera passata tra C, D ed eccellenza, adesso con la maglia del Camarat, uno dei fattori di questo inizio e di questo svolgimento, possiamo dire, di stagione. Ancora Baio colpito, il numero 2, calcio di punizione, fallo commesso qui da Laimo che si sta confermando lì a sinistra come riferimento sulla fascia per il Cus. Il Jolly, appunto, come dicevo, è rappresentato da Russo che per ora sta svolgendo il ruolo di punta, quindi credo che sia più una sorta di 4-2 con uno tra Russo e Visconti a turno a andare sulle fasce. Qua occhio al pallone che prova a rendere giocabile Ledesma ma non ce la fa, va allontana Laimo a cercare ancora una volta la corsa di Russo, la riprende però Dolenti che quindi con calma adesso andrà a servire qualcuno dei suoi compagni. Per qualcuno è Lautaro Di Romana che ha già smistato il pallone, arriva Pierce, un tocchetto facile per mettere in corsa Guadalupo che però è in posizione di fuorigioco. E allora 23esimo sul cronometro di gara, in questo momento i gol di Guerrero Ferreira e di Nacho Pierce sono distintivi, hanno valore distintivo sul risultato. Il 2-0 va ai salaci di Cammarata, ai piedi del monte, simbolo dell'intera città, che si fregia di due vanti, il suo monte e soprattutto la sua squadra che in questo momento, con questi due gol, si proietta lì davanti in classifica, perché ricordiamo che oggi ci sono una serie di scontri interessanti
in zona playoff, uno su tutti, sicuramente Don Carlo Misilmeri contro San Vitolo Capo, Mister Napoli contro Mister Colombo, due luminari della nostra categoria, e chissà chi la spunterà. Baio va a cercare subito Osvaldo Guadalupo, di prima cercare nuovamente il numero 17 Guadalupo, gli sradica il pallone Traoré, che sta facendo comunque un'ottimissima partita. Utilizziamo questo pleonastico superlativo su ottimo per descrivere comunque la corsa e la prepotenza calcistica di Jacopo Traoré di mezzo al campo, che prova comunque a farsi vedere in una situazione per il Cus complicata, dovuta anche al fatto che oggi mister Zappavigna ha a disposizione una squadra giovanissima, di farà crescere questi ragazzi, cercando anche di evitare la retrocessione in promozione dopo solamente un anno, visto che sia il Cus che il Camarat sono due delle squadre neopromosse. Qua occhio al pallone che arriva alle parti di Visconti, non riesce però a giocarlo, c'è ancora Bracchiolo, prova lontano da Pierce, prova ad andare da Joe Pierce, lo ferma con il tempo giusto però la difesa del Cus con Agnello. Giù il pallone Consigliere, poi prova ad andare a sinistra dove c'è Moncada che si accentra, viene fermato, poi entra cattivo sul pallone ma commettendo fallo di Romana per la troppa violenza, viene subito calcio punizione. Palla nella propria metà campo il Cus, ora prova a farsi vedere Moncada, Alaimo bloccato anche lui, allora può ripartire Ledesma per Osvaldo, chiama palla Guerrero ma Osvaldo va da Pierce che prova a centrarsi, Pierce, gioco di gambe, lo ferma Moncada, calcio d'angolo. Lasciamo il vuoto della community per andare anche a sentire il pubblico fantastico di Cammarata. Qua fantastico non è sicuramente questo calcio d'angolo che torna dalle parti di Dolente, addirittura, che ha un destro potentissimo per cercare in profondità Osvaldo, fa una grande chiusura Moncada e ancora palla Camarat, stavolta andrà con le mani il numero 17 Facundo Osvaldo, anzi no, preferisce cedere la battuta di questa rimessa laterale a Baio, vicino Pierce, ma Baio vuole andare da Guerrero che se ne va, Guerrero anticipato qui all'uscita di Cimmino. Adesso il giovanissimo portiere del Cus va dalle parti destre del suo schieramento a cercare la soluzione da quella parte di campo, ma occhio ancora questo ping pong che si apre nella tre quarti campo del Cus, ultimo tocco qui da parte di Rosavio e allora rimessa per il Cus. Guadalupo per Pierce, subito il numero 9 a cercare Guerrero che è in posizione regolare, Guadalupo aspetta in aria, Guadalupo ancora le giocate, bloccato
il doppio passo del numero 20, che è una delle sue migliori qualità. E qua, a proposito di qualità, prova a farsi vedere Colombo, che va alla man scoperta e non riesce però a cercare prima, a trovare poi i suoi compagni di reparto. Poi Camarath un po' assopito nella ricerca di gestire questo pallone e soprattutto di andare dall'altra parte del campo. Qua rischia Osavie, che con poi particolare freddezza entra subito per rubare il pallone all'avversario che gliel'aveva sradicato. E adesso rischia anche Baio. Camarath un po' distratto in questa fase di gara, forse un po' di sufficienza che non piacerà sicuramente a mister Cammarata. E adesso pallone che torna disponibile per i biancoazzurri. Baio, Ledesma, Cacchiolo, per due centrali il 26, pallone che passa, è buono per Guerrero, l'ha presa in qualche modo qui Cimmino, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Camarath, ottima uscita qui di Cimmino su Guerrero. Duarte, che voleva, dopo il primo gol in maglia Camarath, trovare anche la prima doppietta con la camiseta bianco-azzurra. Con che arriva adesso al centro, a vuoto Cimmino, traversa piena di Cracchiolo e poi ringrazia Cimmino perché il pallone gli ritorna. Incredibile, vicino al 3-0 il Camarath colpisce il legno, la trasversale. A terra qua Moncada, che ha provato un qualche giochino ad eludere la natura avversaria. Guadalupo riprende il pallone il 20 e prova ad andare dalle parti di Guerrero. Ancora Guadalupo, calcio d'angolo, ha messo il piedone qui Visconti per aiutare anche i suoi compagni in fase difensiva. Calcio d'angolo per i biancazzurri. Batte corto il Camarath, Osvaldo mette sinistra in centro, esce Cus, non riesce però a ripartire perché c'è ancora una volta Guerrero che lotta, si allunga purtroppo il pallone, anzi si trattava di Facundo Osvaldo. Che scivola, Ledesma può andare quindi il Cus con Alaimo, ancora il 7, al limite prova il destro, viene fermato da Cracchiolo, lamenta un colpo con il braccio e a terra anche Yakuba Traoré, mette fuori quindi il pallone il Camarath con Guadalupo. Si rialza adesso il classe 2006. Tresimo in corso, 2-0 il punteggio qua in Alaci. Non è che viene ridato al Camarath, che adesso può girarlo con Dolenti. Osvaldo
per Guadalupo bloccato. Allora occhio al corso con Traoré che non riesce però a eludere la marcatura avversaria. Mirabelli che ha causato lenti. Poi Pierce la tiene lì per Osvaldo, ottima giocata da centro boa per Pierce. C'è Guadalupo che mette il pallone al centro, Pierce spunta, ancora Pierce, lascia lì a Ledesma. Cosa si è mangiato qui Matteo Ledesma? Ha avuto l'occasione per il 3-0 qui il Camarat, ma Ledesma ha fatto vedere la differenza tra un attaccante e un mediano come lui. Però comunque l'inserimento era da valutare da parte del numero 5, anche se qui tutti vediamo ovviamente la parte finale, l'azione molto bella. Qua riprende palla Osvaldo, può andare quindi lui, Osvaldo contro il portiere, Osvaldo lo salta e deposita il gol. Facundo Osvaldo. E arriva anche il terzo gol che porta alla firma del numero 17 Osvaldo Facundo Nicolas. Errore qua da parte della difesa del Cus, non controlla bene il pallone il numero 4 Alessandro Consigliere e il Guadalupo praticamente aveva chiesto a Osvaldo di attaccare quella zona di campo qualche minuto prima e Osvaldo l'ha fatto e ha fatto bene perché ha sradicato questo pallone, si è trovato davanti a Cimino e da lì non può fare altro che saltarlo e depositare in gol. Facundo Osvaldo che trova, questo è un dato comunque importante, la rete numero 4 del suo campionato, stacca proprio Guadalupo e va a stanziarsi alle spalle del solo Nacho Pierce, la classifica cannonieri del Camarat per questa stagione almeno in campionato. Quindi complimenti a Osvaldo. Di gol importanti ne ha fatti, vi ricordo quello a Savita ad esempio che ha chiuso la gara dopo la magia di Ipane. E qua nel frattempo pallone che torna a Guadalupo al limite, Pierce il tacco, gioca come vuole il Camarat, chiude stavolta la difesa avversaria, il Cus un po' in difficoltà, fa Giacomo Agnello a mettere il piede per evitare quei peggiori, allontana qui Consigliere, poi viene trattenuto in maniera irregolare Colombo da Lautaro Di Romana, calcio di punizione quindi per il Cus che può battere, 38esimo. A terra Traoré, altro fallo messo qui da Di Romana, segnalato dal direttore di gara che sta avendo un pomeriggio tranquillo, comunque possiamo sicuramente dire, qui al Vito Di Marco. Poi Pierce, sballato un po' il passaggio che credo fosse per Guerrero, poi qua Moncada sbaglia completamente, allora Baio dà nuova vita a questo pallone, il Cus però riesce a chiudere, poi qua è entrato sul pallone Guerrero, anche se Ledesma preferisce mettere il pallone fuori, soprattutto perché sia Guerrero che Consigliere mi sembra sono rimasti a terra. Viene chiamato l'intervento dei sanitari per quanto riguarda il Camarat, perché paradossalmente aver avuto la peggio è stato proprio
Ferreira Duarte, autore il primo dei 3 gol che per ora ha illuminato il pomeriggio del Vito Di Marco. Spettacolo di grave per il portoghese, un 100-metrista prestato al gol. Sembra potersi rialzare, le squadre sfruttano questo momento per dissetarsi, per andare un po' a parlare anche con i propri allenatori. Il gusto più guardigo e più anarchico da questo punto di vista, parla tutto lì vicino al capitano Moncada, prova a spiegare qualcosa ai suoi, mentre il Camarata si è riunito alle parti di mister Cammarata che sta dicendo qualcosa, soprattutto a Ledesma, Di Romana e Guadalupo. Noi vi ricordiamo che sul nostro canale è anche disponibile la gara tra Bagheria e Marsala, Bagheria Città delle Ville e Marsala 1912, con la voce del nostro carissimo Marco Genduso. Una gara tra 2 squadre un po' agli antipodi, così come Camarat e Cus. Bagheria che ha cambiato nel corso dell'ultima settimana allenatore, fuori Tomasello, dentro ritorno sulla panchina del Bagheria. Qua Di Romana prova subito ad andare alle parti di Pierce che si arrabbia, Nacho Pierce, il furore degli attaccanti dei Bomber come lui. Qua invece Russo, che è più un fantasista, prova a far ammattire i suoi avversari. C'è fallo su Di Romana commesso da Russo, che vorrebbe più spiegazioni dal direttore di gara. Si dispera ma non può farci nulla. Calcio di punizione per il Camarat, fallo segnalato qui dall'arbitro di oggi, il Ragusano, Martino Franza. Traoré, impreciso il passaggio di Palmeri. Allora può andare il Camarat. C'era un po' il dubbio su chi andasse a coprire la fascia destra tra Palmeri e Moncada. Alla fine a destra Palmeri, a sinistra Moncada. Per ora con Rutolo e Agnello centrali. Qua cade a terra quasi il giocatore del Camarat, il numero 6 perché anzi non si tratta di Osvaldo. È complicatissimo capire da quella parte di campo vicino al panchino l'identità dei calciatori, a meno che proprio non siano fisionomicamente riconoscibili, come ad esempio Nacho Pierce che va subito a prestare con va lontano, pallone Camarat, però Mirabelli vuole subito rimettere avanti. C'è Pierce che prova a saltare Cimino, non era fuori gioco, era tutto buono, bravo. Quindi Cimino che è dolorante da quando ha fatto quell'uscita su Guerrero. Magari sarà spazio anche per qualche seconda leva nel corso della ripresa, ma prova comunque ad accendere la gara Alaimo. Pallone per Russo, entra in spaccata Baio che la fa sua e poi può tornare dalle parti di Dolenti. Problema per Baio, credo uno dei ferri del mestiere, ha uno scarpino, la stoppa adesso il capitano del Camarat e la dà a Ledesma. Insiste Di Romana, guarda in profondità dove ci sono Guerrero e Pierce, ancora Guerrero, il tacco, voleva fare come Guadalupo, non gli è riuscito però qui il colpo magico al portoghese. E poi va lontano il Cus per non rischiare ulteriormente. Lotta poi Visconti, contropiede Custino, ma Visconti incespica, quasi inciampa, non riesce a servire, soprattutto più che Colombo che era vicino a lui, Russo che stava correndo a sinistra con Baio che era un po' attardato in questa particolare occasione. Poteva essere un jolly non sfruttato dal Cus, che in generale comunque si è fatto vedere pochissime volte alle parti di Dolenti oggi, in questo pomeriggio di Cammarata a tinte bianco-azzurre. Per ora
3-0 il punteggio quando siamo al 44esimo. Rischia Di Romana, riesce nuovamente ad andare sul pallone dopo il tentativo di sporcare questa traiettoria da parte di Traoré. Poi Guadalupe lotta, pallone che ritorna a Mirabelli, Pierce scappa alle spalle della difesa, Pierce stava per far cadere giù lo stadio qui Nacho Pierce con un mancino bellissimo, una coordinazione fantastica, e per poco non fa 4-0. Consigliere Palmeri, scambio non si chiude con Visconti, adesso può ripartire Pierce, non riesce a mandare in campo Nacho Pierce, l'anno scorso ha eliminato il Cus nei playoff per la promozione in eccellenza quando ancora vestiva la maglia del Montelepe, poi la sconfitta in finale contro quello che sarebbe stato il suo futuro per il Camarat. Poi per una ragione di ripescaggi e quant'altro alla fine sia Cus che Montelepe sono in eccellenza. Finisce il primo tempo 45 spaccato sul cronometro, a tra poco con il racconto e la ripresa. La Camarat e Cus però a 3-0, reti di Guerrero, Pierce. E alla fine dei primi 45 minuti di gioco il risultato è di 3-0 per il Camarat. Amici sportivi, benvenuti, bentrovati all'impianto sportivo Licauli di Piana degli Albanesi. Oggi si gioca l'Eccellenza Sicilia, la 18ª giornata. Oggi si gioca San Giorgio Piana, Partinica Audace. Angolo battuto, pallone in mezzo, poi allontanato in qualche modo. Tenta il tiro Alfano. Tutto pronto per la battuta del calcio piazzato. Ci arriva in due tempi Lamin. Palla tra i piedi del numero 3. Prova a farsi strada e ci riesce tra il centrocampo e San Giorgio Piano, dopodiché passaggio in mezzo, finisce tranquillamente tra le braccia di Lamin. Intercetta di testa la Partinica Audace, lotta sul pallone, ha la meglio Passero che prova il tiro da lontano, in due tempi Polizia Ferra. Chiamato lo schema. Batte, pallone che arriva tra i piedi di Amaya, che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. Calcio d'angolo battuto e poi palo scheggiato dalla Partinica Audace, grande rischio per la squadra di casa. Ti appoggia dietro a Yam, che opta per un lancio lungo, intercetta e poi tenta il tiro da fuori area. Ancora Barbara, la così di testa prova a crossare in mezzo per i compagni, non riesce ad agganciare bene il pallone. Candela. Va per battere Passero, pallone troppo alto. Quasi tutto pronto per ricominciare, si ripartirà da un calcio d'angolo per la Partinica Audace. Battuto e poi pallone che rimane sulla linea, salvato di pochissimo, e invece no, il direttore di gara conferma il gol. A segnare il numero 6, Duli.
Partita tutta da gustare al comunale di Bagheria tra il 90-011 di Sandro Tarantino e il Camarat di Fabrizio Cammarata, ancora a porte chiuse lo stadio della località in provincia di Palermo, e dunque partita per pochi intimi ma fin da subito tambureggiante a gran ritmo, soprattutto per merito del Camarat, che dopo un paio di giri di lancette ci prova con questa azione che parte dal lato sinistro, poi c'è la scivolata di un giocatore del 90-011, conclusione di Osvaldo che termina sul fondo. Poi al minuto 21 c'è una palla da fermo ancora per il Camarat, colpo di testa di Osague, palla che si stampa sulla traversa, sfiora il bis dopo la rete nell'ultima trasferta del 2025, quella sul campo delicata, ma alla mezz'ora punizione ancora per la formazione di Cammarata col tentativo di Pane. Ci pensa Zummo a bloccare la presa a terra, ma al minuto 36 passa il Camarat con la palla che balla nell'area bagherese. Ci pensa Miano, uno degli ultimi arrivati in casa Camarat, a sbloccare il risultato, è 0-1 al comunale, e allora la rete da parte dell'ex difensore tra le altre del Pro Favara, ma è un vantaggio che dura poco per la squadra dei Montanari, perché proprio poco prima della fine del primo tempo ci pensa ancora la formazione nerazzurra in una delle primissime sortite dall'inizio della partita a pareggiare con il cross che arriva dalle parti di Pietro Balistreri, immortale, il centravanti che in settimana ha compiuto e festeggiato 40 anni e li celebra nel migliore dei modi, ovvero sia con il punto dell'1-1 che manda le squadre in parità negli spogliatoi. In avvio di ripresa si mette male la situazione per il Camarat, perché Miano commette questo fallo su un avversario lanciato a rete. Il direttore di gara non ha dubbi, estrae il cartellino rosso, e allora poco più di 40 minuti di inferiorità numerica per il Camarat, che dovrà stringere i denti e serrare le fila per evitare la rimonta del 90-011, che si spinge in avanti con uno dei giocatori più pericolosi, ovvero sia il grande ex Lococo, che all'ora di gioco colpisce in pieno la traversa a metà della frazione, prova a farsi nuovamente vivo il Camarat con questa avanzata da parte di Nacho Pierce, conclusione sul primo palo. Zummo dopo una deviazione deve mettere il pallone in calcio d'angolo, poi un quarto d'ora dalla fine mischia e scaramucce davanti alle due panchine, ne fanno le spese da una parte Fontana, dall'altra Pane, rosso per entrambi, chiude addirittura in 9 il Camarat, il 90-011 è invece in 10, e a 10 minuti dalla fine con questa giocata ancora sul lato sinistro la palla poi arriva a Lococo, altro legno, altra traversa colpita dall'ex di turno, sfortunato nella ricerca del gol vittoria e gol dell'ex che non arriva, perché al comunale termina 0-0 tra il Bagheria 90-011 e il Camarat, le quali si dividono la posta messa in palio. Da Sportisili è tutto, alla prossima! La sterzata, ancora Lucera, il dribbling va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro, c'è comunque Vega in possesso, Vega, il tiro respinto, poi pallone che rimane lì e subito opportunità dopo 2 minuti e 40. La bandierina il Gemini, tanto movimento in area, la palla che spiove, colpo di testa e il vantaggio del Gemini con Lautaro Seiter che sbuca e batte Rustico, e avanti la squadra di Ancona. Stava viaggiando Muratore a campo aperto, attenzione però a Barri che serve Lucera col cross, Stassi, la parata in tuffo da parte di Rustico. Muratore, Lucera perde l'equilibrio, non perde la palla, Muratore al limite, Barri, conclusione fuori per la bella avanzata per l'altra parte di Tilotta, Russo tra le linee, Russo sull'uscita di Demiere e anche sulla chiusura di Antona. C'è la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa ancora di Seiter che questa volta non trova la porta. Lancio di Antona, la palla è buona per Muratore, posizione regolare, Muratore davanti a Rustico, se lo divora anche perché è rientrato alla grande Salla a fermarlo da una zona troppo trafficata. Muratore, palleggio per Stassi che sterza, Stassi forse un tocco con la mano da parte di Salla, non se ne avvede il direttore di gara. Poi altro recupero palla, Barri, Antona si è buttato nello spazio, Antona incrocia, la palla esce di un soffio,
Seiter, si chiude il triangolo, Muratore al limite, Stassi, controllo orientato, calcia, ribattuto anche questo tiro, poi Licata per Stassi, la palla sopra la traversa, altra occasione per i Gemini. Allora Giacomo Rustico passò il pallone, Pizzolato pressato da Barri che gli porta via il pallone, Barri va a calciare e la parata di Rustico, calcio d'angolo, c'è l'angolo dopo il fischio del direttore di gara, sempre Licata alla battuta, pallone che spiove sul secondo palo, Stassi e arriva finalmente il gol del 2-0. Chiede scusa alla curva Giorgio Stassi, ma qui è la curva che lo ringrazia perché arriva il punto del 2-0 con Re Giorgio Stassi. Serie di finte, Licata prova ad andare sul fondo, pallone poi messo in mezzo, la girata tentata da Seiter, poi Stassi difende la palla, Stassi si gira, non trova la porta, questa volta Giorgio Stassi. Muratore, Becca, cross, Stassi, la parata di Rustico. Seiter però sbaglia e offre un'opportunità a Rustico. Rosella, palla in avanti, Rustico in area, Rustico trova il gol, improvvisamente la fiammata di Giuseppe Rustico, è 2-1 adesso a San Giovanni. Barri allunga la falcata, riesce a tenerla nel contrasto con Pizzolato, Ovusu cross, Marrone, palla bloccata in due tempi da Rustico e calcio di rigore per la trattenuta su Stassi. Stassi contro Giacomo Rustico, fischia l'arbitro, la concentrazione di Stassi, la rincorsa, il destro a spiazzare il portiere e doppietta per Stassi e 3-1, di nuovo più 2 per il Gemini. Marrone, fronte alla porta ai 20 metri, Marrone salta l'avversario, Marrone, fino in fondo, quasi in porta col pallone, poker Gemini e c'è gloria anche per Mirko Marrone, 4-1 e applausi dal campo e dagli spalti. Licata cerca la giocata in solitaria, poi mette in mezzo il pallone, Colli, controllo, Colli, pallone che rimane lì, gira Reina ma gira alto e per l'arbitro può bastare, vince e convince ancora una volta il Gemini che ne fa 4 al Mazzara e prosegue la sua corsa a caccia della vetta della classifica. Manca davvero pochissimo per ricominciare qui dal Vito Di Marco di Cammarata e 3-0 il punteggio dopo i primi 45 minuti. C'è un cambio, fuori Guadalupo nel Camarat, però forse semplice scelta tecnica per farlo rifiutare. Abbiamo la prima sostituzione tra le file del Camarat, entra con il numero 24 Lorenzo Di Marco ed esce il numero 20 Kevin Guadalupo. Che ha annunciato il nostro carissimo speaker, quindi primo cambio per il Camarat è nella partita ed è entrato quindi il numero 24 Di Marco esterno, può ricoprire anche la zona di campo che stava ormai
accarezzando Kevin Guadalupo, un assist clamoroso per Pierce in occasione del secondo gol, e 3-0 quando ci avviciniamo ormai ai primi secondi del 46esimo, e 3-0 qui al Vito Di Marco. Le reti sono state segnate da Guerreiro alla prima realizzazione in Maya Camarat, da Pierce e da Osvaldo. 3/4 praticamente l'attacco bianco-azzurro. L'altro quarto Guadalupo, che è uscito nel corso dell'intervallo, comunque ha fatto un assist favoloso per Nacho Pierce, e quindi diciamo che l'attacco oggi ha risposto presente nel Camarat. Si attendeva questo tipo di prestazione in un periodo comunque abbastanza felice per la squadra di mister Cammarata. Cus, che oggi arriva qui con una formazione ovviamente ridotta all'osso, con tanti giovanissimi che sono pronti a farsi le ossa, perdonate per il gioco di parole, ma alla fine è quello che stiamo un po' vivendo anche qua a Cammarata, un pomeriggio dove abbiamo visto un gap tecnico tra le due formazioni, un gap forse anche di esperienza, perché i gol sono arrivati da piccole o grandi disattenzioni della difesa cussina, e quindi questo ovviamente poi fa la differenza a lungo andare. Qua rischia invece Osavie, prova a sporcare ancora il pallone il numero 3, poi cade nel tentativo di evitare la rimessa laterale qui Di Marco, che quindi è il 23esimo uomo a entrare in campo, e qua subisce anche un brutto fallo non volontario ma abbastanza pericoloso, l'intervento di Visconti. Anzi, in realtà il fallo l'ha commesso Di Marco. Non ho visto bene la semiotica del direttore di gara, il signor Giuseppe Martino Franza della sezione di Ragusa. Per lui è la prima direzione in eccellenza dal 30 novembre, poi praticamente quasi ogni settimana ha arbitrato in promozione. Adesso arriva questo destro da parte di Russo, poi ancora insiste il Cus, prova a uscire il Camarat, non ha avuto forse il killer instinct da quella posizione Colombo, che si è ritrovato il pallone disponibile quasi al limite dell'area di rigore. Qua prova a ripartire poi il Camarat, una prateria Pierce che va subito col filtrante per Cracchiolo, ancora il 26, si è sovrapposto bene Cracchiolo, poi mette fuori qui il pallone Palmeri. di gara, pallone ancora per Osvaldo in quella zona di campo, prova a tenerlo vivo Facundo Osvaldo, messa con le mani nuovamente per il Camarat, batte Cracchiolo per Osvaldo che mette il sinistro al centro. Pierce anticipato, aveva già provato a coordinarsi per andare con la testa, neanche stava staccando, proprio si era messo pronto per girare il pallone che gli stava arrivando anche al di sotto rispetto alla sua figura. Qua lotta Pierce in mezzo a due, prova a mantenere il possesso, complicato però anche per uno come lui. C'è Di Marco che appoggia dietro, credo che il Camarat si sia messo più come un 4-3-3, ma nel frattempo Pierce in fuorigioco. Quindi nel Cus, qua Traoré prova a mantenere il possesso, Di Marco rischia del pallone commettendo fallo. Di Marco è l'unico cambio per il Camarat che ritorna in campo, quindi con Valenti in porta, Baio, Osavio, Mirabelli e Cacchiolo in difesa, ed Esma di Romana a centrocampo con tre quarti composta da Osvaldo, Di Marco e Guerrero. Punta centrale Pierce, qua Moncada deve impegnarsi per evitare la rimessa a sfavore. Cus appunto che gioca con Cimmino in porta, poi Moncada a sinistra con Mutolo e Agnello centrali di difesa, a destra invece gioca Palmeri, che passa in qualche modo a Laimo, mette in corsa Colombo,
occhio al numero 10 che viene fermato, appunto parlando di centrocampo, consigliere Traoré e Alaimo in mediana, attacco riservato a Russo, Visconti e il numero 10 Colombo, che qua stava cercando in qualche modo trovare la via, quantomeno nella porta, per impensierire Dolenti, che ha ricevuto solamente un tiro dell'Italia nel primo tempo. Qua proprio Visconti prova a farsi vedere e a terra però un giocatore del Camarat, si tratta di Emanuele Osavie, l'eroe di Licata. Faccio l'angolo per il Cus. Batterà Russo, pallone entrante in aria, atterrato qui Colombo, si prende il calcio di rigore ingenuo qui Osavie, se non vado errato, e il Cus ha l'occasione per mettere un po' di pepe alla partita. Sarà Dolenti contro il numero 10, tocca a Gabriele Colombo, va Colombo, buca le mani a Dolenti e trova la rete del 3-1. Dolenti poi ridà subito il pallone ai suoi, non perde tanto tempo, e 3-1 qui al video di Marco. Ha segnato il Cus, una disattenzione difensiva su questo calcio d'angolo battuto rasoterra sul primo palo da parte del Cus. Si è preso il fallo Colombo e ha fatto il gol del 3-1, 1-3 per essere precisi, visto che a segnarlo è stata la formazione cussina. Partita che adesso viene un po' speziata da questo gol di Colombo, il secondo del suo campionato. Anche Colombo, un ragazzo molto giovane di bellissime speranze, che mette fuori il pallone Palmeri. Si tratta di un classe 2005 e che ormai da qualche partita forma l'attacco titolare con Visconti e Russo. Qua vuoto Ledesma, occhio perché il Cus vuole rientrare prepotentemente in gara, ha messo le basi per farlo con il rigore di Colombo. Adesso ancora Moncada che sbaglia il passaggio in verticale, ha atterrato qui un giocatore del Cus, si tratta del numero 4 Consigliere. Calcio di punizione per la formazione ospite, non fa battere subito Osvaldo. Batte adesso Moncada, va a sinistra, c'è Russo che prova a farsi vedere, viene però fermato. E allora Camarat per tornare ad essere padrone del proprio destino. Qua si allunga troppo con il raggio Ledesma. Ancora Consigliere, pallone complicato, la riprende il 4 che poi però viene attorniato da maglie bianco-azzurre per giocare il Cus, però che ha ritrovato fiducia in questa rete, si può dire magari casuale, però studiata sicuramente la situazione da parte del Cus, con lo scambio rasoterra veloce tra Russo e Colombo. Poi qua ingenua la difesa del Camarat a commettere questa infrazione in area di rigore. Là si tende a temporeggiare perché comunque Colombo se ne stava andando con pericolosità, però se temporeggi un po' di più l'azione perde la sua inerzia positiva. Ci può stare un calo di tensione quando si sta sul 3-0, però a patto che questo non riapra la gara. Il Cus invece è di questo ordine e vuole cercare di cambiare le sorti del match. Noi siamo in campionata! Noi siamo in campionata! Comunque, noi siamo in campionata! Le ultime gare il Camarat aveva subito gol nelle ultime 4 gare solamente di Balistreri, un pareggio di Bagheria. Quindi il Cus comunque da questo punto di vista ha fatto meglio rispetto a squadre come Licata, San Vito e Marsala.
Zampa però commette fallo, calcio di punizione per il Camarat. C'è anche un po' di sole che ci fa da contorno oggi in questo pomeriggio di Cammarata. C'è soprattutto questo calcio di punizione sul quale si avventano diverse maglie bianco-azzurre per la battuta che arriva adesso. Esce Palmeri e poi occhio perché arriva un pallone con il braccio. Colombo che però riesce a scappare, Colombo cambia gioco, ottima idea, e Dolenti poi mette giù come se fosse un cestista. Adesso va lontana a cercare Pierce che è scappato alle spalle della difesa. Pierce, deviazione e calcio d'angolo. Grande idea di Colombo che però se n'è andato con un tocco con il braccio abbastanza plateale. Ingegnoso però, possiamo dire, Gabriele Colombo. Sicuramente il migliore dei suoi in questa ripresa a prescindere dal gol segnato. Può battere il Camarat. Non è che arriva al centro, Pirza vuoto, rimane lì la sfera, esce il Cus, adesso prova Russo a mettere in difficoltà Baio che però lo contiene perfettamente. Moncada non è fermato da Romana. Insiste ancora Osvaldo, difende il pallone con il petto, poi sul pallone può andare quindi il Cus con Cus che viene bloccato, intervento sul pallone corretto, quindi da parte di consigliere. Pierce di tacco prova a favorire la ripresa palla da parte di Osvaldo, forse in fuori gioco qui Russo. Ancora Colombo, stavolta è buona la posizione di Russo che mette subito al centro per Visconti a chiudere in maniera preventiva il Camarat. Palla per il Cus, ancora con il tentativo di Russo. Che bello è! Che bello è! Il problema, il direttore di gara si sta allacciando le scarpe, quindi non si può battere. C'è anche un cambio pronto per il Cus, e fuori Visconti. Consente voglio il gemello! Quando esco di casa! Quando esco di casa! 59esimo, primo cambio per il Cus, fuori Visconti, dentro il numero 18 Antonino Camini. Anche i VIP! Prova a rimettere il pallone buono Pierce, c'è un fallo qua giallo per un giocatore del Cus, fallo segnalato dal direttore di gara, il signor Franza. 60esimo, giallo per non vado errato, Per andare allo stadio! Per andare allo stadio! Mutolo. Così! A ti fa Cammarata!
gioco, 3-1 il punteggio. Giallo per Gabriele Mutero. Lo sentite, lo spettacolo del Vito Di Marco che stanno cercando tutti i tifosi qui oggi presenti allo stadio di incitare il Camerata che trova un pochettino nella fase di casi di questa gara. Guerrero che va lontano, Traoré, ancora Traoré, fallo qui messo dal portoghese Guerrero Duarte, 62esimo. Grande Danello per Moncada, può correre il numero 3 ma non riesce a trovare compagni offensivi, può andare quindi Ledesma, Di Romana, poi Di Marco, con calma, Mirabelli, poi Guerrero, poi finisce sul braccio russo. Per Di Romana cercare Pierce, ancora Nacho Pierce, c'è Ledesma, è il primo passaggio sbagliato nel corso degli ultimi minuti per Ledesma, infatti non sono pochi i giocatori cammaratesi che si stanno scaldando, vuole forze fresche, soprattutto forze fresche dal punto di vista mentale mister Cammarata, perché il Camerata sembrerebbe avere un po', non dico staccato la spina, però avere preso un po' sotto gamba l'impegno Cus in questa ripresa, con il Cus che comunque un gol l'ha trovato con il rigore di Colombo. Traoré, prova a farsi vedere Yacuba Traoré, poi non passa, Di Marco, preciso il passaggio, soprattutto rischioso per la retroguardia cammaratese, e quindi Dolenti, testa, la prende Alaimo, ancora Colombo, in velocità, Caminita, in aria, Caminita, bloccato da Dolenti, calcio d'angolo, ma il Cus è più vivo che mai, 64esimo, il cuore dei ragazzi di mister Zappavigna. Vediamo la battuta, non che arriva proprio al centro, stacca più in alto di tutti Mirabelli, rimessa con le mani per la squadra cussina, ancora con Moncada, Alaimo poi litiga col pallone, rimessa per il Camerata, 65esimo, problemi per Alaimo, forse è pronto un cambio per il Cus perché si è fatto male nel tentativo di girare questo pallone a Alaimo, quindi è pronto il cambio per mister Zappavigna, esce Alaimo che è già fuori dal campo e al suo posto entra il numero 16 Fabrizio Cipriani. Questo dovrebbe essere il cambio, attendiamo ancora
entrata in campo da parte di Cipriano a posto di Laimo, che rimane a terra dolorante. Cambio anche nel Camarat. Altro cambio tra le file del Camarat, esce con il numero 11 l'autore del primo gol, Guerrero Pereira Duarte, e al suo posto entra il numero 19 Cuffaro Piscitello Giuseppe. Fuori Guerrero, dentro Cuffaro. Questa è la scelta di mister Cammarata. Guerrero Pereira Duarte, grande protagonista di oggi, con un gol e tante ottime giocate. Il primo gol d'altronde con la maglia del Camarat in questa nuova avventura per il portoghese, conosciuto soprattutto in patria per essere un 100-metrista, che si sta prestando al vizio del gol qui a Cammarata. Pallone che si perde nel frattempo, può andare Cus al campo aperto, la formazione di mister Zappamigna con la corsa di Russo che se ne va. Russo mette il pallone al centro, Dolenti con calma la manda lontano. Poi Pierce fermato senza fallo, può andare quindi Yakuba, ancora Traoré, bloccato Traoré, e ancora a terra Pierce, ma credo più per la desolazione quasi di non aver sentito il fischio dell'arbitro dopo il contatto con Yakuba Traoré. 67esimo, pallone che è arrivato nel frattempo alle parti di Nacho Pierce, l'ha girato Cracchiolo sulla gamba di Traoré, quindi 67esimo, palla Camarat. Poi consigliere in qualche modo manda lontano il Cus. Dolenti però la fa sua. 67esimo che si è concluso, 68 quindi sul cronometro di gara, 3-1 tra Camarat e Cus. Reti nell'ordine, Guerrero Pereira, Pierce che qua scambia con Cracchiolo, e poi alla fine anche Osvaldo. Il 3-0 parziale del Camarat nel primo tempo è arrivato poi al 51esimo, il rigore di Colombo per aprire la gara. Qua, occhio, Pierce arriva, E arriva la doppietta tutta personale per il numero 9 Nacho Pierce. Gonzalo Higuain per Nacho Pierce, che va anche a dedicarlo ai piccoli tifosi presenti vicino alla porta di Cimino, che poco poteva su questa saetta del numero 9 albiceleste. Riprende palla poi Di Marco, cambia nuovamente l'inerzia e il parziale, qui ai Solaci Cammarata, la rete di Pierce mette il punteggio sul 4-1, la doppietta per Nacho Pierce, l'8º gol in campionato per lui. Poi qua prova a giocare, palla al piede il numero 15 Lautaro Di Romana, che non viene servito stavolta, e poi Cus che si prende il fallo, e qua si prende il giallo invece Lautaro Di Romana. Settantesimo per Di Romana, c'è quindi il giallo, e poi c'è anche il cambio, fuori Baio, il capitano, e dentro il numero 25 Samuele Seri. Ancora una sostituzione tra le file del Camarat, esce il capitano Bernardo Baio con la maglia numero 2.
Prende il suo posto con il numero 25 Selio Samuele. Non credo che andrà a cambiare molto l'entrata di Serio nel Camarat. È uscito Baio che ha dato la fascia a Nacho Pierce, ulteriore dimostrazione di responsabilità ormai agguantata per Nacho Pierce, che ora va lì a sostare momentaneamente in area di rigore aspettando il passaggio dei suoi compagni. Osvaldo per Cracchiolo, largo a sinistra, ancora Osvaldo, può giocare il 17, poi il tacco qua di Ledesma, palla per Pierce in aria, Pierce che in fuorigioco e comunque non era riuscito a battere per la terza volta Cimmino. Questi gol di oggi, Nacho Pierce supera anche la doppia cifra stagionale, contando anche i gol nel preliminare di Coppa, poi perso contro il Licata, una doppietta importante, quella venuta a Ravanusa, il Saraceni Ravanusa, quando ancora eravamo ad agosto, nella gara di ritorno di quel preliminare. Licata che poi sarebbe uscito nella competizione sotto i colpi dello Sciacca, e calci di rigore, gli stessi rigori che giovedì hanno fatto diventare l'Unitas campione della Coppa Italia d'Eccellenza per quanto riguarda la fase regionale siciliana. Adesso inizierà la fase nazionale per lo Sciacca, così come l'anno scorso, quando è uscita solamente sotto i colpi del Barletta ai quarti di finale. A giocare il pallone il Cus, che aveva fatto vedere nella prima parte del secondo tempo una reazione che però non ha trovato poi la spinta necessaria per impensierire veramente il Camarat, se non solamente con il calcio di rigore poi segnato da Colombo. Quello che sembrava un campanile d'allarme invece diventa solamente un neo, almeno per il momento, di una prestazione che sta vedendo i montanari avanti sotto praticamente quasi ogni punto di vista. Poi qua Di Marco non ottiene la rimessa, che sarà in favore del Cus, l'ultimo tocco quindi è suo. 73esimo in corso, qua Di Marco poi esagera, giallo per lui, un po' esagerato qui Lorenzo Di Marco, che infatti viene richiamato da Dolente addirittura. 74esimo, a terra Russo che ha subito un brutto colpo. Numero 11 abbiamo l'amico tuo, alzati! Oh, ognuno sa per suo, ognuno sa per suo, non è un po' scontato. 74esimo, quindi calcio di punizione per il Cus, giallo per l'intervento scomposto qui assegnato a Lorenzo Di Marco per il fallo su Russo. Di Marco è entrato nell'intervallo al posto di Kevin Guadalupo. Qua impreciso il passaggio da parte di uno dei due neoentrati in casa Cus, ovvero Cipriano. Lotta particolarmente la formazione di casa qua. Pierce non è in fuorigioco perché almeno non ha alzato la bandierina il primo assistente del signor Franz, ovvero il signor Pablo Vasquez della sezione di Siracusa. L'altro assistente oggi invece è il signor Antonio Lalomia della sezione di Enna. Abbiamo anche ricordato quindi la terna, che oggi ha avuto un compito sicuramente più facile rispetto magari ad altre partite, per via, a parte dell'educazione, della compostezza dei ragazzi del Cus e anche di quelli del Camarat. Adesso c'è un cambio, altro cambio per mister Cammarata,
Fuori il numero 15 Lautaro Di Romano, che era ammonito, quindi cambio di pista al suo posto. Entra il numero 4 Alessandro Danna. E c'è ancora un'altra sostituzione tra le file del Camarat, esce con il numero 15 Di Romano Lautaro, ma attenzione perché al suo posto entra al suo esordio per la prima volta in maglia biancazzurra a soli 16 anni Danna Alessandro. Come ricorderò la speaker qua, il nostro speaker qua accanto, è l'esordio ufficiale in maglia bianco-azzurra per Danna, 16 anni, giovanissimo. Vediamo come si comporterà il neoentrato, il numero 4. Giusto, scambio con Traoré, ottimo triangolo, che però non si chiude a dovere. Può ripartire quindi Ledesma, va alle parti di Pierce. Ancora Pierce, chiama il pallone a sé dalla parte di campo Cuffaro. Alla fine sceglie la via della meditazione il Camarat con Danna che si propone bene lanciando per Pierce. Ancora Danna di prima, grande giocata per Cuffaro che insiste in aria. Cuffaro al centro, 5-1 mancato qua da parte del Camarat, incredibile errore in area piccola da parte di Osvaldo. Poteva essere doppietta per Facundo Osvaldo, ma rimane solamente il rimborso per ora per questo errore sotto porta. Si arrabbia, lo vedete infatti Facundo Nicolas Osvaldo. Il gol ha trovato oggi, quindi comunque non andrà a casa a secco, però non è sicuramente quello che si aspettava l'esito che ha avuto questa azione dopo che Cuffaro gli ha dato un pallone pregiato. Ma che palla ha dato anche qui Danna, che qua riprende, appena aiuta a riprendere il pallone ma solamente per un attimo. Ancora Danna, ottimo intervento, si prende un'altra volta gli applausi, anche se poi qua Di Marco sbaglia il passaggio in avanti. Dolenti legge questa traiettoria e prende la palla. Spacchiolo, Traoré riprende palla, il pallone alla fine va alle parti di Russo a cercare Caminita in aria, non riesce però a liberarsi il numero 18 Traoré, gli trasporta Di Marco commettendo fallo e rischia Di Marco perché è già ammonito. Calcio di punizione per il Plus. Sul pallone si avventano Russo e Cipriano, ora pure Traoré vuole dire la sua. Dolenti chiama a sé la barriera, sono 3 per ora gli uomini messi a copertura del palo che non andrà a difendere in prima battuta il portiere del Camarat. 3 con Pierce all'estrema sinistra. Arriva anche Traoré a dare un po' fastidio magari alla visibilità del portiere Montanaro. Qua va Russo con un destro che non si abbassa, il pallone che si perde nelle campagne ai piedi del Monte di Cammarata. Danno Dolenti, pressing di Caminita, Mirabelli, Osvaldo poi vedeva di nuovo Cuffaro, tornato ad occupare le zone più centrali del campo Pierce con Osvaldo come trequartista assieme a Cuffaro, direi un 4-3-1 un po' più ordinato, un po' più compatto per mister Cammarata. Qua Traoré che prova a scompattare appunto i suoi avversari. Cipriano mette un sinistro al centro che poteva risultare interessante, ma nessuno
dei suoi compagni d'attacco, va a pressare quella zona di area di rigore. Poi Moncada, poi arriva anche Colombo, che si è un po' spento Colombo dopo un ottimo primo quarto d'ora di secondo tempo. Buono tutto il fuso d'altronde, perché il gol numero 2 di Pierce si è un po' spenta la fiammella che tira Colombo dopo di partita. L'antunesimo si avvicina alla fine, non so se verrà segnato il recupero da parte del signor Franza. Camarat che adesso è chiamato ad una gara importante, sempre qui in casa contro il Montelepre, che però sbaglia. Adesso Russo, Traoré, Dolenti la fa sua, all'improvviso Traoré doveva sfruttare l'effetto sorpresa. Non è per le destre, diciamo appunto di questa sfida tra Camarat e Montelepre settimana prossima, un'altra squadra invischiata nella lotta per non retrocedere, che ad oggi sarebbe la principale avversaria del Cruz nel caso finisse così il campionato. Pierce riguarda ovviamente il play-out, che poi libererebbe la squadra che tornerebbe in promozione nel caso appunto di Montelepre e Cruz, che hanno figurato nel girone A nella stagione 24-25. Qua ancora l'ultimo tocco di Cracchiolo, che poi riprende palla, Cracchiolo in aria, non serve Pierce, c'è Danna al limite, non tira, e poi ancora Cuffaro, si accentra Cuffaro in aria, serpentina, calcio d'angolo. Ci ha provato Cuffaro a dare un po' di confusione alla difesa avversaria, ma forse poteva tirare Danna una volta che aveva ricevuto il pallone. Adesso calcio d'angolo, si propone Di Marco, ma la palla va al centro dove c'è Pierce, ancora buona, aveva rimesso in area di rigore il pallone il Camarat. E c'è ancora una sostituzione, il numero 26 esce, Cracchiolo Stefano, al suo posto un altro esordio, anche lui per la prima volta con la maglia bianco-azzurra, ma non veste i suoi colori per la prima volta, perché lui bianco-azzurro lo è nato, lui è Infantino Francesco! Infantino al posto di Cracchiolo, ritorna a vestire bianco-azzurro dopo le giovanili. Il ragazzo born and raised, direbbero gli inglesi, qui a Cammarata. C'è anche un cambio, mi pare sia uscito il consigliere del CUS. Adesso andiamo a dar contezza di questa altra sostituzione in casa Cusina. Siamo collegati qui dal Salaci di Cammarata. Prova qualche doppio passo, va alle parti di Yakuba Traoré. Russo fermato, può andare quindi Ledesma che manda lontano per Pierce.
Colombo non riesce a trovare lo spazio per andare verso la porta. La giocata di Colombo bloccato in maniera regolare. Adesso va lontano il Camarat a cercare Pierce che di testa crea una traccia per Osvaldo davanti al portiere. Osvaldo 5-1, scavetto e doppietta per Osvaldo. È arrivata doppietta anche per lui, signori, il gol di Osvaldo Facundo! Fa male in contropiede un'altra volta il Camarat 5-1. Qua l'intelligenza calcistica di Nacho Pierce e la corsa e il cinismo di Facundo Osvaldo, che sembrava aver perso l'attimo giusto, poi però con un tocco di fino è riuscito a scavalcare Cimmino e a trovare quella che è la rete numero 5 di un pomeriggio perfetto per il Camarat. Eccezione fatta per quel rigore concesso al 51esimo per il piedino di Colombo, che ha trovato l'unica rete odierna ad oggi, ad ora, del bus. Poi Di Marco che giocata se ne va Di Marco, un altro tunnel, ma stavolta riprende palla Palmeri, prova a cambiare il gioco il numero 14 Salvatore Casisa, entrato nel corso del secondo tempo al posto del numero 4 Consigliere. Ultimo cambio in ordine di tempo per quanto riguarda il CUS, in contemporanea con quello che ha visto uscire Cacchiolo, entrare in pantino nel campo. Parlavamo già dell'ultimo spaccato di gara della prossima gara del Camarat. Adesso qua la giocata di Danna in mezzo alla serie di maglia nera, qua Danna fa lottare, Danna commette poi fallo, troppo bene. Già appunto della prossima gara del Camarat, ma c'è anche la prossima gara del CUS che adesso fa un altro cambio al suo posto di Colombo. Anzi no, non è Colombo uscire, vediamo, cioè, si è diretto verso il controcampo, ma mi sa che la camminata destra sia non il 10 uscire. Pensi il numero 11 dall'altra parte del campo, Russo. Al suo posto appunto sta entrando il numero 15 Abubakar Kone, 89esimo. Traoré prova a farsi vedere Yakuba Traoré, largo a destra, interrotta la traccia per Kone. Adesso attendiamo la battuta di Palmeri. Cross che arriva al centro da parte di Palmeri, la riprende Dolenti con sicurezza da vendere. Gaetano Dolenti per poco non faceva anche la parata sul calcio di rigore, troppo potente il tiro di Colombo dagli 11 metri. Una pregevole fattura, ma il portiere sta facendo ancora meglio con la parata. Qua corre Di Marco, lo ferma Palmeri, deve stare attento Di Marco ad un eventuale fallo di risposta perché è già ammonito. Palmeri mette il pallone in rimessa laterale, la prende Osvaldo, marcato bene. Ora il Cus può ripartire, 2 minuti di recupero, dice 3. Sembrano 2, non so
sono 3. Dita alzate al cielo dal signor Franza, e quindi credo che sia proprio il tempo perso per i cambi più che per le esultanze quello che ha dato il signor Franza. Occhio a Pierce, chiude facendo un'ottima diagonale difensiva il numero 6 Gabriele Mutolo, unico ammonito della gara per una gara molto corretta fino a questo momento. 2 gialli poi per il Camarat, uno per Romana, l'altro per Di Marco. Qua Pierce prova a farsi vedere e l'ha tenuto in maniera regolare, e poi Cimmino prestato forte, Palmeri. Occhio a Conè che può ripartire, perché qua c'è stata una falla nella fascia mancina del Camarat. Può andare Conè, ancora il 15, Conè, doppio passo, Conè! Fatto impazzire lì la difesa avversaria, Dolenti la fa sua. Dolenti va subito a destra, passato il primo minuto. Camarat che oggi ha lasciato sfogare poi il Cruz e la sua verve nei primi 15 minuti di secondo tempo, colpevolmente, ma per il resto ha dominato il lungo e il largo. Cruz che forse non può chiedere di più a questi ragazzini fantastici con un talento eccezionale. Ovviamente ancora, lo direbbe buon Leonardo Bonucci, devono mangiare pasta asciutta, devono fare esperienza per poter competere ad alti livelli in questa categoria. Credo che tutti i giocatori del Cruz abbiano un futuro ripreso davanti, però bisogna ovviamente passare anche da queste tappe e forse una carriera che deve essere costellata da momenti belli e momenti meno belli. Qua esce nel frattempo capitano Moncada proprio al 91esimo, al suo posto entra Michele Sorrentino. Camarat, lo ripeto, sarà impegnato contro il Montelepre nel prossimo turno, mentre per quanto riguarda il Cus in casa arriva la Folgore e questo è un match decisivo per entrambe le squadre. Un risultato positivo manterrebbe il discorso salvezza con ogni probabilità di play out per il Cus. Ci arriva al meglio, 6 sconfitte consecutive. La forza del Cruz nel corso degli anni è sempre stata quella di sapersi rifornire di nuova linfa, di nuove energie. Qua Pierce ancora, Pierce sterza, guarda la porta, Pierce colpisce molto male. E questo è l'ultimo brivido, l'ultimo e finisce al comunale Vito Di Marco con il risultato di 5-1. Camarat vince 5-1 qui al Vito Di Marco. Le reti di Fide sono di Pierce, Osvaldo Pietta e quella di Guerrero all'inizio. Quando avete messo insieme al Colombo, grazie a tutti per averci seguito con Vito e Camarat. Ci salutiamo. Ogni sfida un'avventura, ogni vittoria una conquista. Portiamo la nostra storia in alto, nessuno la cancella. Dalle vie di Camarata fino ai campi lontani, sempre avanti, sempre avanti. Senti il cuore che batte, è l'orgoglio che sale. Quando scendi in campo niente ci può fermare. Con la montagna alle spalle, il vento che soffia forte. Il Camarata è la forza che ci spinge oltre le porte. Camarat vince e convince 5-1 al Cus, che ci ha provato con i suoi giovanissimi. Noi sportissimi auguriamo una buona continuazione di giornata. Da Gabriele Rispetto è tutto, alla prossima.